Eccoci ritrovati a Cuore e Denari. Naturalmente approda anche la legge Cirinnà. Stiamo cercando di capire i nuovi conviventi di fatto o i nuovi uniti civili, perché qualche notaio sul Sole 24 Ore li ha chiamati anche così, come devono disciplinare i rapporti patrimoniali, soprattutto per tutto ciò che attiene al mondo casa. Stiamo facendo un po' di chiarezza questa mattina, per quello che ne sanno anche loro, con il presidente del Consiglio Notarile di Milano, Arrigo Roveda. E allora, se volete, ancora un paio di minuti di tempo per intervenire in diretta all'800 24 0024. Stupisce un po' la domanda dell'ascoltatore Nicoletta che chiedeva: non ho capito la differenza fra matrimonio e convivenza di fatto? Mi sembra abbastanza, sì, almeno su quella abbastanza chiara, e non doveva intervenire la legge Cirinnà per notaio Roveda, mi pare. Direi che avevamo questa nozione già da prima. Allora, certezze, una era esatto. Questa. Eravamo rimasti in sospeso, allora le volevo chiedere questa serie di consigli utili, molto pratici ai nostri ascoltatori. Allora, una coppia che vuole unirsi secondo la nuova unione civile, a cosa deve pensare bene prima di acquistare casa? Quali punti di tutela reciproci deve avere bene in testa e magari mettere nero su bianco? Stessa cosa per una coppia che vuole vivere secondo le regole della convivenza di fatto. Notaio. Allora, un punto da chiarire subito è che il patto di convivenza è riservato a chi non è sposato e a chi non è unito con un'unione civile, perché la legge dice che sono nulli e quindi non validi i patti di convivenza stipulati da coloro che hanno contratto, che sono uniti in unione civile. Quindi, da un certo punto di vista, è impossibile mettere nero su bianco per coniugi o uniti civili, come sono stati chiamati con questo orrendo neologismo. Mettere nero su bianco è possibile per chi convive di fatto, perché lì non è la legge a dettare le regole, ma è il contratto, mentre per gli altri è la legge che detta le regole e il contratto non può derogare. Quindi prima di acquistare casa, chi è sposato, chi è unito civilmente, deve sostanzialmente pensare ai vantaggi e svantaggi di una cointestazione, di un'intestazione ad uno solo delle due persone, o a una intestazione secondo diritti o quote diverse, a seconda delle contribuzioni o a seconda delle, pianificazioni successorie. Mentre per la convivenza di fatto è possibile mettere nero su bianco le regole che si seguiranno per i futuri acquisti immobiliari, anche se non sono in procinto di essere effettuati. Andiamo ad una situazione che naturalmente speriamo non si verifichi mai per nessuno, però poi sono invece circostanze della vita che immancabili dobbiamo affrontare. Allora, coppia di uniti civili, coppia di conviventi di fatto, viene a mancare in entrambe le situazioni il proprietario della casa di comune residenza. Cosa succede al superstite? Per quello che riguarda la casa, l'unito civile è equiparato quanto ai diritti successori al coniuge e quindi deve sentirsi a tutti gli effetti come se fosse il coniuge. Per quanto riguarda la casa, invece, c'è una regola che, a prescindere dalla stipulazione di un patto di convivenza, si applica ai conviventi di fatto, anche non stipulanti. Questa regola è che il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa adibita a residenza per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza, se la convivenza è durata più di 2 anni, ma non sopra i 5 anni. Il minimo di questo diritto ad abitare sale a 3 anni nel caso in cui ci sia un figlio con delle disabilità, figli minori o disabili, un figlio minore o un figlio disabile. Notaio Roveda, prima di salutarla, che cosa dobbiamo sapere invece nel caso in cui l'abitazione in questione, che condividano i conviventi civili o i conviventi di fatto, gli uniti civili, sia in affitto e non comprata? Qui la legge Cirinnà ha recepito un orientamento della Corte Costituzionale che secondo il quale già oggi il convivente di fatto ha facoltà di succedere nel contratto di locazione. E questo è quanto va saputo? Va trasmesso ai nostri ascoltatori interessati? Non dobbiamo avere informazioni in più? In caso di locazione, in caso di morte del proprio convivente, si ha diritto ad andare avanti. La legge Cirinnà peraltro prevede anche l'ipotesi di assegnazione di alloggi di edilizia economico-popolare. Su questo punto va ricordato qualcosa di preciso? Sì, anche qui è uno di quei diritti minimi di cui la legge
parla a prescindere dalla stipulazione di un accordo di convivenza, per cui anche nell'ipotesi di assegnazione di diritto economico popolare c'è un diritto del convivente a succedere al defunto. Notaio Roveda, noi la salutiamo. Mi stavo chiedendo se già qualche coppia interessata a queste novità fosse già venuta a trovarla nel suo studio, che tipo di indicazioni sta dando, su quali punti raccomanda di fare particolare attenzione. Noi abbiamo fatto il focus sulla casa, l'abitazione, il mutuo, ma in realtà lei che cosa suggerisce di tenere particolarmente a mente rispetto a questi nuovi istituti dei quali parliamo, che sono molto importanti? Sono già venute per esempio delle coppie di omosessuali a chiederle informazioni per il loro rapporto? Non dopo la Cirinna, prima della Cirinna molti, certo. E l'aspetto, oltre a quelli che abbiamo evidenziato oggi, che più preoccupava prima le coppie omosessuali, che più preoccupa oggi le coppie di conviventi di fatto, è la regolamentazione successoria. Lo strumento del testamento è fortemente consigliabile per chi convive e vuole lasciare dei diritti ereditari al proprio convivente, perché in assenza del testamento invece il convivente rischia di trovarsi sprovvisto di qualsiasi minima tutela, tranne quella limitata del diritto a continuare ad abitare nella casa di residenza di cui abbiamo parlato. Insomma, notaio, c'era tanta tensione a questa regolamentazione. C'è stato un periodo in cui si è detto stiamo in attesa di vedere cosa succede con la legge Cirinna. Oggi è opportuno che chi vuole affrontare questi problemi la legge la conosca bene. Notaio, grazie per essere stato con noi. Se appunto andando avanti con l'interpretazione della nuova norma, poi l'applicazione pratica, dovesse trovare delle cose interessanti, ce le faccia sapere, che noi le racconteremo volentieri dal nostro microfono ai nostri ascoltatori. Buona giornata. Sarà così. Sicuramente grazie sarà molte. così. Buona giornata a tutti. Grazie. Sono un cellulare.